è arrivata la notifica. Buonasera a tutti, con la notifica di Martino partiamo con questa diretta. Ciao Marti, come stai? Ciao, 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 benissimo. Bene, come sempre. Ok, ottimo. Allora, io mi devo ancora riprendere da questo fine settimana dal punto di vista delle emozioni. È stato un fine settimana esaltante, direi. Che senti? Mi senti la musichetta? Musica. Musichetta no copyright stasera. Allora, molto lounge così. Oggi forse ci verrà a trovare anche il nostro amico Ah, nuragic.com sì. in Bene, bene, chat. bene. Ieri sera ti spiego, stavo in diretta su TikTok, lui faceva diretta su TikTok, S- sono intervenuto così per salutarlo. Insomma, ci siamo fatti due chiacchiere anche su quella diretta. Ha detto che oggi se lo segnava e sarebbe intervenuto. Comunque, Sì. Bene, bene. eccolo qua, c'è anche scritto, vedi? Ciao Domenico, come stai? Ciao, ciao, Dome. Ciao. Dice che è in giro col cane. Allora, di cosa dobbiamo parlare oggi? Io mi Allora, sono... La triade di Villa Puzzo sarebbero tre nuraghi che si trovano nel territorio del comune di Villa Puzzo che io non ho avuto la fortuna di vedere, per cui come al solito Martino sarai tu i miei occhi e la mia memoria. Jimmy, sai chi è Jimmy? C'è anche Jimmy. Che io, per... Marco, eh, se me lo permetti, vorrei, prima di iniziare con l'argomento del giorno, vorrei fare dei ringraziamenti per le persone che hanno sostenuto la giornata di pulizia e non solo della volta scorsa. Le persone che ci hanno sostenuto economicamente ci hanno dato dei soldi, in sostanza. Mi piacerebbe citarli. Quindi volevo ringraziare Gianluca Macis, Anonimo, Tamara Meloni, Alex Pilia, Alessia Tronci, Marco Me... Chi è questo chi è Marco sto Marco Melis? Melis? Non lo so. Michele Fanunza, poi Mio abbiamo padre, la Antonio Panificio Melis. Marveddo, Domo Elvira, Sugar Nazzeri di San Vito, Silvio Vincenzo Piredda, Susindigo di San Vito, Marcantonio, Me- Melis Senior, senior. Orrea SRL, tutte le persone vabbè, che ci hanno poi dato una mano fisicamente. Ad esempio Jimmy 85, Solonas, è tipo The Master of Motosega. Esatto, Porca miseria, ragazzi, dovete vedere che cos'è all'opera il nostro Jimmy. È veramente un drago. Comunque, poi ringraziamo anche Domenico alias nuragic.com o .com all'italiana, che è venuto soprattutto a divertirsi insieme a noi, ci ha dato una grande mano dal punto di vista dell'immagine, ha fatto un filmato con i contro, come si dice? così. Così. No, Jimmy non era Sì, quello sì, con gli un occhiali. bellissimo video che poi ha pubblicato sulla sua pagina, è meraviglioso. E poi Gabriele, per Gabriele. l'ospitalità anche. Gabriele per l'ospitalità, infatti, su Soyao Experience, un posto veramente che sta crescendo dal punto di vista delle strutture, ma sta crescendo soprattutto anche dal punto di vista dell'animo, nel senso che lì ci saranno da fare tante di quelle esperienze anche insieme a noi, anche perché lì nei dintorni abbiamo adocchiato delle cose super mega fighe che dovremmo andare Esatto. a trovare così di persona, non solo tramite la vista del falco. Esatto. Allora,
Possiamo passare all'argomento del giorno. Io direi, Marco, di mettere, se ti va sullo sfondo, magari la localizzazione su Google Earth con i tre punti, Perfetto. così cominciamo già a dare un contesto, diciamo, ambientale, no? A contestualizzare l'area, vedete? Siamo a Villa Puzzo, siamo quasi a Quirra, quindi tra Villa Puzzo e Quirra, Infatti che il Capo San lì Lorenzo. è il poligono, come vedete, siamo praticamente all'altezza del Miele, del ristorante Il Miele, non so se lo conoscete. Ehm, allarga un attimo, vabbè che poi tu a me mi arriva un po' tardi, quindi, cioè nel senso vai più giù. Ah, vuoi che scenda? Quindi. Sì, che accenda, inquadriamo soltanto i tre punti. Ecco, ok, così, un po' più su e ci siamo. Allora, Crove Ma a me Cadas, mi manca un punto. Mi manca Monte un punto. Ginoi e Pizzuagus. Partiamo da Crove Cadas perché è l'unico sito censito. Che io non ho. Censito, ne parla Roberto Ledda nel suo libro, ma una cosa che ci ha incuriosito è che nel suo libro parla di Crove Cadas, ma mette le foto di Monte Ginoi. Ah, Abbiamo controllato anche nella relazione archeologica del comune di Villapuzzo, quella che è stata legata al PUC, non c'è Monte Girone, ma come si potrà poi vedere, ma anche alle mie spalle, perché Monte Girone è quello che c'è qua dietro. eccolo È un qua. nuraghe che diciamo non passa inosservato. Eccolo qua, lo Eh, vedete insomma, Crowbar Caras, lo sai che non l'ho manco mai notato qua passando nella 125 bis. Si vede dalla 125 bis? Non si vede sul Ok. cucuzzo. Allora, diciamo che se tu sai che c'è, noti un filare di pietre. Però devi sapere che c'è e devi buttarci proprio l'occhio, stando attento a non uscire fuori strada. Così come per quanto riguarda Monte Giron, che adesso un po' l'abbiamo pulito e quindi si vede, Si diciamo, vede, se ci fai caso si quello si nota. nota, eh. È anche una bella, c'ha dei bei filari, non è. Quello si distingue. Se sai che c'è come al solito, ma quello è un bel pugno nell'occhio. Esatto, e poi abbiamo Nuraghe Pizzuagus che è tornato, diciamo, alla luce da una mia intuizione il giorno che siamo saliti a vedere Monte Gironi, perché praticamente tra i due nuraghi ci passa un fiume e ho avuto questa sensazione che fosse logico che per controllare, diciamo, l'accesso della valle retrostante su Monte Gironi, dove sorge. Non lo so, secondo me ci poteva stare un nuraghe in quella cima di fronte. E Mhm. mandato il drone, e non solo, ma c'era salita anche la nostra amica Roberta di Villapuzzu, Robianedda, e me l'avevano confermato, ci aveva mandato il drone anche Marco del Miele, Marco De Sì, e quindi mi ha mandato le foto, Mio cugino. tuo cugino, mi ha mandato le foto dicendomi Marti, avevi ragione te, qua sopra c'è qualcosa. Dopodiché ci sono salito con Marco sempre, abbiamo fatto foto, fatto riprese, abbiamo confermato la presenza di questo nulla che poi ne parliamo. A Yes. me piace Intanto molto. ringraziamo i due ragazzi in chat che ci fanno i complimenti, quindi mio cugino, come dicevano gli Elio e le storie molto tese. Comunque, allora, da Eh, dove iniziamo? Allora, Crobe Allora, iniziamo Caras, da Crovecadas. Crovecadas è un uragano che versa in condizioni piettose. disastrose, purtroppo. Abbiamo delle foto, vero Marco? Certo, Fatte assolutamente. col drone. Carichiamo, È carichiamo. visibile un ambiente che è rimasto al crollo. Tenendo presente che io a Crovecadas non sono ancora salito di persona, quindi tutto Ah, quello che conosciamo arriva dalle foto che abbiamo fatto col drone. però si vede un bel corridoio, non è che Esatto, si vede un bel corridoio. mi ha dato foto Eccolo sbagliate. là. Ah, eccolo qua. Eccolo qui, si vede un bel corridoio che non so se è tipo un corridoio, un vano scala, o- però vedi buio Posso sotto, dirti quindi una pare che cosa, ci sia. ma vedendolo così, secondo me potrebbe darci molte più emozioni di quello che crediamo, eh? No? Sì, mi sono ripromesso di salirci.
Perché poi lì c'è una pianta, vedi, che un po' ostruisce un po' la Questa zona vista. dici? Però là sotto bisogna capire che cosa, se è una nicchia, se... Porca miseria, ma guarda, oggi dal punto di vista della mia conoscenza è la prima volta che guardo le foto, anche perché potete immaginare con tutti i siti che abbiamo da studiare, insomma, qualcuno passa così inosservato, ma visto con questa sorta che di sembra un vano scale, per me sembra un passaggio comunque che dà dalla parte interna del muro a qualche cosa che ci sta al centro. E poi secondo me la prospettiva dall'alto sei molto distante dal nuraghe, quindi è più grande di quello che pensiamo forse, poi, Sì, mio ma magari parere. guarda, perché poi allora Vado avanti. io faccio un ragionamento partendo da il presupposto che l'ingresso qua forse si vede un pezzo d'ingresso, vedi che c'è questo, l'ingresso sia come quasi tutti i nulaghi orientato a sud-est, no? Questo Infatti qua, sì, non si so se è vede una sorta esatto. di Allora corridoietto. mi viene da pensare che sia la conclusione magari del vano della Scala, che ci fosse un vano Scala. Però stiamo ragionando adesso su una foto fatta col drone, quindi Sì, ma guarda, sembra che ci sia anche un altro ambiente qua, insomma, dei muri anche circostanti, non è insomma, è da vedere. Eppure questo qui dicevi che in pratica non è censito, questo non è censito e si no, chiama questo è censito. Eh, Allora, questo è censito, però è censito nella, diciamo, nella relazione archeologica del comune di Villapuzzo, quella legata al PUC, e c'è mhm. per esempio nel PPR, nella mappa del PPR, nei Ed è beni nel censiti punto del giusto, PPR, ed è che nel poi punto giusto. fondamentalmente riprendono quelli dei PUC, quelli dei comuni. E poi c'è nel libro di Roberto Ledda. Ok, però Roberto Ledda allega delle foto che sono di Croce Cadas, quindi molto probabilmente lui, di Montegironi. Quindi lui molto probabilmente è andato a cercare Croce Cadas, si è trovato Montegironi e descrive Ha sbagliato però Montegironi, infatti, completamente. nella relazione, eh? Ha sbagliato proprio zona, però, cioè nel senso Ha che dal sbagliato lato della... montagna, sì, sì. Sì, Figurino lo sì. sbaglio. Il fatto che ad esempio nel libro di Roberto Leda non ci siano dei punti, anzi in realtà ci sono dei punti in mappa segnati, giusto, ci sono delle coordinate però sicuramente sono delle cartine che utilizzava lui. No, non sono punti mappa, lui mette il punto il riferimento IGM. della IGM. Esatto, solo che logicamente se non c'è quella mappa non riesce, almeno io non sono riuscito a individuarlo su Google Earth, perché non No, sono coordinate geografiche, insomma, non sono coordinate in mappa. esatto, Comunque, tenendo presente che sull'IGM è segnato un nuraghe senza nome, cioè, c'è segnato, c'è il simbolo di un nuraghe senza nessun nome, ed è in un'altra posizione ancora, dove io ho ah, mandato il drone e non ho trovato nulla, però voglio andare a verificare di persona. ma tu stai parlando di quello lì che sta a sud rispetto a Montegirone, stai dicendo. Esatto, esatto. Vedi, Nell'IGM c'è vedi il che ti logo il ascolto. simbolo del nuraghe, però è spostato confronto ai nuraghe che sono presenti. Ma erano scarsi questi, guarda. Altro Magari che... c'è, invece magari c'è un altro. Magari c'è ragione, Andare a vedere di con tutta la persona. vegetazione che ci ritroviamo lì in questi siti. E infatti si vede la strada, guarda. Sì, sì. Però questa vegetazione è molto alta, quindi Sì, andiamo... vedi che ci dicono qua, Nuraggi ci dice anche qui una bella pulita ci sta, no? E Jimmy conferma, non vede l'ora di riaccendere la motosega, ma tranquillo che avrai occasione. Sì, ci sarà un'occasione per tutti. Mizza, tipo 365 giorni all'anno, tutti i 365 giorni ci sarebbe un sito diverso da pulire nel Sarrabus. Sì, sì, Giusto, potremmo Marti? occupare un anno Esatto. lavorando tutti i giorni, sì. E Va bene. mangiamo legna. Ok. Va bene, qui sì, Ammazza, vedi, anche qua un'altra aspetta. ancora Scusami, sì, ma sì, questo no, è va proprio un bel benissimo, è figo, dettaglio, cioè, qui si vede ancora meglio la... Vedi, cioè,
Ma cavolo, io cioè, non vedo l'ora di salirci qua sopra. Questa Chi fa roba mi compagnia al incuriosisce buon troppo. Martino? Chi fa compagnia al buon Martino? Solo scalatori, ragazzi. No, c'è un sentierino che passa da dietro. Ci sta un dubbio che ha tirato fuori Domenico anche ieri. Ad un certo punto ci sarà troppa gente per le pulizie. Così dice, ma ne abbiamo parlato anche l'altro giorno con Martino, che insomma tramite l'organizzazione riusciremo a gestire, logicamente non più di 50 persone, però almeno Martino è più esperto nell'organizzazione di gruppi e di lavoro. Vuoi dare una risposta? Sì, no, no, hai ragione dicendo che il numero poi, cioè, nel senso che troppe persone poi non sono sinonimo di più efficacia. Però, eh, cioè, se organizzate bene in squadre e ogni squadra sa quello che deve fare, ragazzi, cioè, la gente fa miracoli. Io lo vedo anche nell'organizzazione degli eventi. Se ad Se le esempio, squadre sono ben amalgamate, sono coordinate, ragazzi, cioè, veramente facciamo un disastro, facciamo. no, in realtà è al contrario. Un disastro in senso positivo, nel senso Facciamo, che creiamo facciamo... un paradiso di pietre, Esatto, disboscato. esatto. Dice, Nuragic dice, allora, poi diventa un casino, Jimmy, Nuragic dice, bisogna far pagare il biglietto a chi vuole pulire. Vedi, più o No, meno. no, vabbè. Già, voglio dire, impegnare come hai detto tu, Domenico, nel tuo video, chi è che Sì, il sabato, dopo che ha fatto tutta la settimana lavorando, ha voglia di andare di nuovo a lavorare? Quindi diciamo che bisogna essere riconoscenti assolutamente. per quello che si sta realizzando e Come noi si siamo dice, molto contenti. grande stima, grande stima. Ok, questo c'era un Va po' più bene, di dai, adesso sole. lasciamoci la colina in bocca di... Guardate, cioè, guarda qua, che meraviglia. Io sto per prendere l'aereo, mi sa, basta. Passiamo a... Passiamo a Pizzuagus e Montegirone lo lasciamo per ultimo perché lì abbiamo fatto una giornata di pulizia, quindi Anche il video. abbiamo video, abbiamo bella roba da raccontare. Allora, Pizzo Agos sta proprio vicino al ristorante di mio cugino. Esatto. Però guarda che abbiamo anche immagini, Sì, sì, anche sì, abbiamo delle belle video, immagini. scusami, video di Pizzo Agos. E poi quest'estate, lo sai, che nella mia disabilità ho fatto anche delle cose, i 360, i globulari. Ah, Eh, l'avevo fatto anche io lì a Pizzuagus. esatto. Oh, eccolo qua. Eccolo qua. Questo è il lato che dà a nord-ovest. Intanto, guarda, intanto la cosa che colpisce è la base, e cioè quanto è largo questo nuraghe. Adesso ci sono delle foto dove c'è Marco sopra e quindi si capisce la dimensione. Non io. Però, ecco, guardate, e poi la Ma cosa questo cos'è? bella Un è ingresso? che No. no, 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 quello è un crollo. No, Ah, ok. dall'altra parte poi ci sono anche altre strutture. Si vede che era un nuraghe complesso. E infatti Sì, guarda guarda sotto, si questo vedono dei muro. pezzi di muro. Guarda questo. Guarda questi filari di mura che sono nascosti dalla mia bruttissima faccia. Esatto, esatto. Puoi ingrandire e magari spostare la foto se No, no, vuoi. no, mi Però ci tolgo sono io. altri dettagli. Guarda. Sì, 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 guardate qua, Ok, eccolo qua qua. Guarda qua sotto. sotto un altro muro. Ce n'è uno No, anche a no, metà guarda qua. foto giù. Adesso io ci sono salito, quindi l'ho visto bene lì. Il nuraghe era bello, bello grande, bello complesso. Probabilmente c'era un villaggio intorno. La caratteristica è questa pietra, vabbè, ma anche per la parte, diciamo, superiore di Montegiro è una pietra di piccole dimensioni, quindi la costruzione dei filari è molto regolare, molto bella. Sembrano, guarda, sembrano proprio dei muretti. Guarda che bello. C'è giusto una parte in cui si incastra, diciamo, nella montagna, che vengono Ti utilizzati i massi ricordi più grandi, però guarda che belli i che filari. materiale, di che tipo di pietra si tratta? Te lo ricordi? Allora, se non sbaglio, è scisto. Ok, che a Villapuzzo ce ne sono tanti in scisto se non sbaglio, almeno da quello che mi hai fatto vedere.
Sì, sì. Allora, mi reinserisco anch'io, dai, così. Però guarda quanto materiale di No, no, crollo. no, no. Cioè, è Tanta roba. incredibile. E questo nuraghe praticamente è svetta, vede da una parte, Ma c'è un altro muretto qua. cioè, praticamente la visuale è gigantesca. A parte che si vede la spiaggia di Murtas da qua. Ah, bello. Ma questo Eh, qua, minchia, non l'avevo mai... Scusate le parolacce, non l'avevo mai notato questo. ecco, bravo. Esatto. E Ma stai questo scherzando? torna indietro, torna indietro e si ricollega. Sono praticamente due ambienti, ma ce n'era un Ah. terzo, ce n'era che è crollato. C'è una Ecco, recinzione. Ah, guardate ecco, un aspetta, po'. aspetta, torno indietro. Ecco Marco. Esatto, al Quindi telefono. guardate, il diametro dovrebbe essere oltre 7 metri. Sì, sì, è molto grande, è molto Sì, anche grande. perché. Infatti, mi ha colpito il fatto che comunque non sia segnalato da nessuna parte. Cioè, come fai? Si gioca da Esogoso, cioè. Sì, ma lo sai quante volte sono andato in ristorante dal mio cugino? Boh, innumerevoli. Anche quando non si chiamava al miele. Ma non l'ho mai notato. Da giù, forse da giù non si nota. No, da giù non si vede. Non si vede, Quindi ok. per Però quello. per chi conosce la zona, c'è un toponimo o un segnale, capito? Non si vedono neanche molti altri, eppure sono segnalati. No, ma c'è una quantità di crollo pazzesco. Comunque, andiamo a vederci anche un po' il video, vediamo se sei stato bravo a E qui erano filmare. le prime armi, e infatti vedi che già la partenza è un po' incerta. Che stava prendendo prenotazioni il mio cugino. E a volte era la mattina al telefono, E, guarda. vabbè, Minza, lavoraccio, bello. Comunque, ecco, guardate qua che bello. Aspetta, Marti, Bravo. ti Ok, ho devo detto che togliere. si vede Murtas, che si vede la spiaggia di Murtas da un lato. Dall'altro lato si vede Sabraia, si vede Portocorallo. C'è Esatto, una visuale guarda. pazzesca questo nuraghe. Guardate lì, voleva vedere Monteferru lì in fondo? Cioè, Sì, Serage. vista Capoferrato si pazzesca. vede. Sabraia e lo stagno. Vedete qua. Dopodiché qua quanti nuraghi si vedono da quest'altro nuraghe? Guarda, se Scusate. dovessero di notte salire sopra Pizzuagus di notte e tutti gli altri nuraghi con cui ha un contatto visivo dovessero accendere un fuoco, secondo me sembrerebbe il firmamento, perché ne vedi talmente tanti da qua che. Sì, una costellazione, esatto. Proprio così. Ok, continuiamo magari con queste foto. Guardate che Guarda, bella guarda lì, valle. allora, guarda lì, bravo, torna un po' così, bravo, guarda lì, Crovecadas, quello lì è Monte Ginone e Questo è quello è Montegino. Crovecadas. E sono queste tre cime. E secondo te Esatto. nella cima dietro niente? La cima dietro è dove c'è segnato, quello un po' più, cioè dove c'è segnato il nuraghe nella IGM vecchia. Mhm. Ragazzi, state prendendo appunti? Quindi da verificare. Esatto, comunque facciamo un appello. L'appello è che se avete voglia di darci una mano, conoscete dei siti archeologici sempre nel territorio del Sarrabus, non conosciuti, o anche o non sapete che sono conosciuti da tutti, mandateci un bel messaggio in tutti i vari social. Adriano viene, Jimmy viene con me, viene, dai. Grande Jimmy. Ok, veramente E bellissimo qui posto. dicevo, cioè la visuale è pazzesca, cioè è incredibile. E poi sotto lì nella sud-est c'è questa piccola valle e io mi sono immaginato un villaggetto arroccato lì. Ma Adesso in realtà sto. sta un po' Guarda, così. No, ma c'è una quantità di pietra da. la vedi lì, guarda, la vedi lì, quella valle lì sotto. Sì, e vabbè, ma tutte queste colline qua c'è roba. Ah, credo queste qui le ho fatte io invece. Oh no, no, no. No, no. No, c'è gente sopra. Non li ho messi, mi sa, nella cartella.
E che dici, Marti? Ah, aspetta questo. L'allontanamento. Vedete là, la 125 bis è stop. Ecco, Da qua Philip potete... Burdas, eccolo là, guarda. Esatto, mamma mia, potentissimo. Incredibile, incredibile. Vabbè, ma potremmo tranquillamente dichiarare il Sarrabos la valle dei Nuragici. La valle, la regione dei Nuragici. La Valle dei Re. La Valle del Re sicuramente ci faremmo un coso, cioè uno dei sentieri primitivi dei surrei, del re, del vero re, che però logicamente è un gioco di parole con tutti i vari re che ci stanno in zona. E eccolo qua, vedi Sì, le guardi foto. qua, ecco, questo è un dettaglio dell'opera muraria, guarda che bella. Poi è figo perché guarda come mantiene poi il livello, no? Mantengono, costruendo da sotto, cercano di... Possiamo chiedere a su Maestro Muro cosa ne pensi di questo muro. Adri. Veramente figo. Allora, andiamo. Questo è un resto di fusione. Ho trovato anche lì resti di fusione dei metalli, come ormai siamo abituati a trovare in tanti nuraghi della nostra zona. Però Esatto. questo qui diciamo che è un po' fuori contesto, perché di solito lo troviamo nelle zone ad alta densità mineraria. E invece questo qua è un po', sai, È un bel blocco, almeno sembra. Forse mi inganno la foto. sì, non erano grandissimi, ne Ah, abbiamo visto dei più grandi. Sì, vediamo, dal tuo dito si capisce. Comunque dobbiamo dotarci di un regolo, per far sì. capire le dimensioni. Le cose piccole 10 centimetri e le cose grandi il metro proprio. Vabbè, prima o poi diventeremo super pro. Non preoccupatevi. Let's go ahead. Guarda, guarda qua. Sì. Guarda che Ecco, bello. guarda qua, questo qui è il muro che dicevi tu, quello che c'era sotto la tua faccia. Cioè, Ok. guarda i blu che sembrano quasi scolpiti, sembrano Sembra terracotta lavorati. quasi. Eh? Sembra terracotta, sembrano mattoni di terracotta, visti Sì, così. cazzo. È Questa aspetta, bellissimo. guardate anche che bella questa pianta. Questa è la pianta di Sulla. Sì. Guarda, dove Mi stai fa- sta qua? Guarda, cioè, mi è un po' più... Cioè, dai, è meravigliosa questa cosa. Vabbè, è bellissimo questo Norai. Cioè, è bello quello che rimane. Sì, no, ma Diciamo, è... ripulito anche Oh. sopra Martino. Questo è il segnale che sono vere le foto, nel senso che noi ci andiamo veramente. Non ci mettiamo il green box dietro. Va bene. Va bene, là, contento venti. Sai cosa ti faccio? Tu te le devi far vedere. Dai, vabbè, non le metto. Ok. Bene, passiamo al terzo, ma non ultimo dal punto di vista dell'importanza, anzi. È da non Martino, crederci. Eh sì, no, veramente guarda, vedi cose. Adesso aspetta Jimmy, che adesso mettiamo Montegiro nel business del per Muroso. Montegironi in marca ha fatto un errore. Montegironi ha fatto un errore. Come al solito, se vuoi iniziare a parlare, tanto Oh, stavo era ascoltando quello questa c'è. musica tipo da film dell'orrore, mi sembrava tipo Profondo Rosso, no? Ma che no, ma che è chill out, ci stiamo chillando insieme. Ci E stiamo trova... cullando. No, Allora, chillando, chillando. Montegirone, come dicevo, mi è stato, a parte che voglio dire, cioè, è incuriosito il libro di Roberto Ledda, queste foto che non corrispondevano. Poi me l'ha segnalato Andrea Magia, che è un ragazzo di Villapuzzo che va in giro in bicicletta e mi aveva mandato alcune fotografie che mi avevano colpito molto.
E quindi abbiamo deciso di salire a vederlo. Questo è come si presentava il nuraghe prima degli interventi di pulizia da parte di Limene Archiosarrabus e di tutti i volontari. Lasciamelo dire, Eh, poco. Quanto... Che questo è un Oh, diametro allora, con il questo controcavoli. sito è particolare perché, come vedete, c'è questa stanza irregolare con delle nicchie. Questa, diciamo, in basso è una nicchia, quella di giù è una nicchia, quella invece, diciamo, verso il sud, quello è un corridoio che fa un angolo poi di 90 gradi e continua sotto le pietre che si vedono. Ok, con una volta. Lì praticamente cosa è successo? Che siccome il soffitto un po' scende obliquo, ok, non è regolare, non è dritto, allora io ho Mhm. detto, ma ve lo immaginate se invece che essere un corridoio come lo descrivono è una scala che magari si è riempita di terra, Di, di un'ipotesi massimo. che magari non corrisponde alla realtà, però questo ragionamento mi ha spinto a scendere nel lato della strada, a scendere giù in mezzo alla vegetazione, che non vi rendete conto di cosa ho dovuto fare. Ero con Lele Museo, con un carissimo amico, a cavo ci siamo infilati nel fitto di questa foresta amazzonica e con nostra grandissima gioia a un paio di metri sotto il livello del nuraghe abbiamo trovato un'altra opera muraria che nelle foto poi della Forse pulizia ci si dovrebbe vede essere. bene perché l'abbiamo liberato. Cosa mi ha incuriosito di questo nuovo muro? Che la costruzione diciamo dell'opera muraria è fatta con una tecnica diversa dalla tecnica che è stata utilizzata per costruire la parte di sopra. Le pietre sono diverse, sono più grandi, sono molto grezze, mentre la parte di sopra le pietre sono più piccole e come per Pizzuagus sembrano quasi lavorate. Ascolta Matti, Adesso magari prima di andare avanti, ma questo muro qua non mi hai mai spiegato che cos'è. quello è un muro di... cioè un muro... Allora, lì c'è un cantiere, adesso non lo so se... Allora, c'è un cantiere delle Te Foreste, però non so, sicuramente non l'hanno fatto loro. Probabilmente quello è un muro Terrazzamento. di chiudenda, di editto delle chiudende. Ah, ok. Però il posto, siccome è gestito dall'ente foreste, è tenuto benissimo. Ci sono questi sentieri puliti, è proprio figo, eh. A parte, diciamo, questa parte qui. Ecco, comunque si Oh, vede già ecco qua il qua, muro. bravo. Non c'entra Guarda niente. qua. Quel muro era completamente coperto dalla vegetazione. L'abbiamo liberato noi per cercare di capire. Guardate quanto è in basso. E Nuragic allora, dice è prenuragico, lui s- dice questo almeno. Secondo te invece? no, cioè non lo so, perché veramente se tu lo vedi è un muro grezzo fatto con pietre molto grandi, quindi è probabile che sì. Però la curiosità, cioè la cosa che è che non si capisce se è un muro di contenimento o, capito? Perché guarda che poco poco più sopra che c'è un altro pezzo di muro. Allarga? No, guarda, scendi, no, scendi. Scendi ancora. Guarda, lì, dove c'è la manina, esatto. Quindi non so se sono tipo dei terrazzi, delle terrazze, o se all'interno ci Guarda, fossero degli ambienti. guarda, Domenico, non è detto una cosa così, non è una sparata a caso. In realtà molti di questi nuraghi nella zona anche sono dei nuraghi a corridoio, eh. Ma eh, prenuragico, la tua battuta l'ho capita adesso perché l'hai fatta. Però per dirti, ci sono delle grandi evoluzioni di questo nuraghe. Secondo me, per avere un muro qua e poi delle mura più sopra, eccetera, ci sono degli strati, insomma, assolutamente, di creazione di questi nuraghi. Cioè, assolutamente. È un'ipotesi. Ok, andiamo avanti con qualche foto. Siamo rimasti in questa che il nuraghe era Sì, ma ancora... tieni presente che non siamo lontanissimi da Nuraga Corridoio di Quirra, eh. Cioè, Mhm. non è vicinissimo, non è neanche molto lontano. E questo è l'ingresso invece, che è nascosto da me. Allora, quello praticamente Aspetta, Hamilton. è un,
diciamo una porta, un ingresso che da dentro quella stanza porta verso fuori. Però io non sono sicurissimo che sia l'ingresso al nuraghe. Io penso che fosse un'uscita a un terrapieno, una terrazza. È un casino in pratica, cioè, nel senso che era una struttura veramente complessa, non il semplice nuraghe monotorre e basta. Comunico Oppure era così. l'ingresso del nuraghe e quello di giù era un terrazzamento. Non lo so, però veramente è curiosissima questa cosa. Anche perché, come abbiamo visto, è molto molto più in basso quel pezzo di muro che rimane. Ah, non hai mai visto un protonuraghe? Allora ne parleremo. Dai, gli facciamo vedere un'immagine dopo allora, a Ok, Domenico dell'uraghe a pianta quadra. va benissimo. Guardate qua che sempre che Oh, vista è qui stavamo facendo le mozzafiato. pulizie. L'inizio della pulizia, esatto. Non ero io il cameraman. No, Vabbè, ma questi anche video li ha fatti il presidente, li ha fatti Daniele, Danilo, voglio dire, Danilo Melis. che c'ha una fretta pazzesca. È frettoloso, ragazzo. Sì, anche adesso gli dico non fare i filmati che durano 17 secondi, 18 secondi. Falli che Anche durino perché 18 minuti. no, neanche così è un po' esagerato uguale. Comunque godiamoci un po' di filmati, mamma mia. Vai piano. Si vedono delle Aspetta, metto pausa, cioè perché non... di motosega in azione. Tra l'altro il giorno era venuto a trovarci Cesare Namirski, che salutiamo. Cesare è un archeologo polacco che si è innamorato della Sardegna e quindi le sue, diciamo, tesi di laurea, di specializzazione le ha date sul nuragico e ha scritto un libro dove analizza le dinamiche insediative del del nuragico Sardus. nel Sardegna, nel sud-est della Sardegna, quindi nella nostra zona, sostanzialmente Sarrabus e Ogliastra, e che Comunque, ogni no. anno Ah, scusami, continuo. No, è che ogni anno viene a trovarci. Il giorno, a un certo punto è comparso dai cespugli. Tra l'altro è salito dal lato nord dove non c'è strada, quindi sembrava quasi un cinghiale che stava facendo adesso l'urlo. Domenico dice, wow, questa era una polizia impegnativa, ma in realtà mi sa che c'è una bella strada che porta fino al nuraghe, vero? Allora, diciamo che il primo tratto è un pezzo di tagliafuoco, salita con pendenza 102 gradi, che arrivi giù, su, che sei invecchiato di 10 anni. 102 Eh, gradi, negativa. al contrario, è incredibile. Eh, Ragazzi, bisogna fare però c'è un ginnastica. sentiero bellissimo, c'è un sentiero bellissimo che porta anche su dall'altra parte. È meraviglioso, sì. Sì, sì, Eh, no, è più che cioè, altro faticoso dal punto di vista fisico, cioè i muscoli devono trottare, ma dal punto di vista della vegetazione arrivare lì non credo che fosse, cioè, un tagliafuoco quanti sono? 6 metri di cosa, di spessore. sì, sì, no, no, ci arrivi tranquillamente. Sono andato con mia figlia, cioè ci arrivi veramente tranquillo. E poi anche la salita del tagliafuoco sono, boh, non so, 20 metri, cioè non è molto. Comunque guardate qua che sempre che scenario. Cioè devi prendere l'utile al dilettevole, andare a fare pulizia e poi goderti là. Federico, che oggi non è entrato in diretta. Guardate un po'. Sì, il motosega lo conosco, esatto. Se non ci sei te, c'è comunque la tua motosega. C'è lo spirito di Adriano in pratica. Esatto. Sì, bello, no, questo nulla che mi piace molto, ci sono affezionato, diciamo. Molto Poi che poi io strano. sono affezionato a tutti, cioè. Sì, però comunque ci sono dei nuraghi a cui uno si affeziona di più, eh. Ecco Cesare, di cui io non pronuncio Cesari, di cui io non Da pronuncio il Mirski. cognome Namirski.
io ti apprezzo solo per il coraggio che hai di dirlo, cercando e non ti intrippi dicendolo, quindi bravo, bravo Martino. Cioè, guardate qua, no, ragazzi, qua contattateci se volete, se volete andare. Sì, queste foto sono poi della... Sì, io volevo, visto che comunque stiamo andando avanti con il tempo, volevo ragionare su un'altra cosa. Mi dica. Più che altro aspetta, rispondiamo a questa domanda. Cioè, mi fa morire Domenico, che adesso non ha capito chi è Adriano. C'è tipo Cluido che ci sta cercando gli indizi per capire chi è Jimmy No, ma Solonas. se la stanno sbucciando da soli, no? Adesso gli ha risposto Va bene, basta, non interrompo più. Vai, dimmi tutto. Ma il cos'è taglio di questo? motosegno, era il tagliatore di... esatto, quello con l'auricolare nelle orecchie, è lui. Sì, allora, cosa volevo dire? Che se noi adesso torniamo un attimino a Google Earth, Google Earth, Mhm. e allarghiamo poco poco la veduta verso est, Verso est, ok. vediamo quei quattro segnapunti gialli. Questi. Là sotto ci sono i resti di un insediamento romano, di una necropoli romana e c'è segnato un altro nuraghe, Cravili su Campu, che diciamo a livello di altitudine molto più basso degli altri, è quasi nella valle. Quindi è facile pensare che quei tre nuraghi che ci sono lì sulle cime, quelli che abbiamo visto, Pizzuagus, Montegirone e Crovecadas, fossero, diciamo, funzionali al controllo del territorio, cioè, voglio dire, in funzione di questo nuraghe qua. Tenendo presente di una cosa, se tu adesso allarghi poco poco verso sud, scendi poco poco. Ah, tu c'è la cartina vecchia, ti devo mandare la nuova. Lì ce n'è un Durazzolas. altro che abbiamo individuato, che ha individuato Roby, Anedda, In che zona? che mi hanno confermato poi, che praticamente chiude un po' il cerchio con Perde Squadoso. E ne manca uno che poi troveremo. Ne manca uno che praticamente Ma fanno un cerchio tutto intorno alla zona dell'insediamento della necropoli, dell'insediamento romano di Saggiou, no, ma poi come se volessero, diciamo... devi ricordarti che lì dovete andare. Dovete andare per me, fatelo per me, che mi manca almeno quella una foto del Domus de Janas di Saccio. Ma dov'è? Io non lo so dov'è. Dovrebbe essere qua. L'ha individuato il nostro amico Fabio. Perché gli hanno detto i proprietari di questa casa, se non sbaglio, che... o comunque una di queste qua che stanno nei dintorni, non lo so bene quale, gli hanno detto che lì ci sta anche la domus segnata nel libro di Roberto, del nostro amico Robby. Ah, ok. Perfetto, perfetto. Perché poi sì, io voglio verificare tutta questa roba qua, perché poi anche il nuraghe è segnato in un punto dove non boh, effettivamente non ci sono grandi tracce. Poi da Google Earth, è ovvio che quando vai lì cambia tutto. Adesso Vabbè, io ci andrò di persona. comunque, Sono convinto che sia un po' più su, forse in questa collinetta qua. Però, perché è messo in un punto, vedi, dove non c'è neanche il fiume, non c'è... Quindi bisogna capire un po' se la geolocalizzazione è giusta. Bene, capito. bene. Comunque, per me non è stata assolutamente una fatica venire da Roma, anzi. Fatemi un biglietto, sono lì anche domani mattina. Non è un problema. Io con gamba, senza gamba, è che mi dovete tenere fermo. E quello è il problema, Esatto. mi dovete mettere il bullock, altrimenti comincio a scorrazzare, salire e fare. Mamma mia. Comunque, uno dei filmati che trovate su YouTube invece, Martino, riguarda sempre un uragano qua vicino, se non sbaglio, che è Montenei.
Monterey Eccolo qua. è leggermente più su, è proprio di fronte alla base. eh, da Pizzuagus si vede, sono in contatto visivo. eh, Tra l'altro lì in quella cima, in quella collina ce ne sono due. Tra l'altro nessuno dei due c'è in sito. E quindi è una roba che abbiamo aggiunto noi, sempre grazie a Robby e a Michele Cannas. Angelo Lusso, un Ah. amico che ha un terreno là sotto che me l'ha indicato. Però questo qua, ragazzi, come dicono nel video, nel finale del video, don't try this at home. Non provatelo. Non provateci minimamente a salirci. Comunque. No, perché? Oh Marti. Alloggi, no. Vabbè. No, perché veramente c'è stata che c'è la 13ª fatica di Ercole a salire là sopra. Sì. Marti, cosa facciamo? Glielo diamo ai ragazzi un'anteprima del video che sto facendo. Come vuoi? No, ma aspetta, dai. Prima di incominciare con queste cose qua e Ma salvare per i saluti, la eccetera. polizia, il video della polizia? Allora, no, c'è l'intervista. No, 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 ragazzi. Lasciamo il coso. Lo sai cosa sto facendo? Ho messo anche la mia voce sotto il video. Sto facendo tipo il servizio di videolina, però fatto, fatto a casa, in casa così. Poi lo vedrai, è una sorpresa anche per te. Oh, yeah. Ehi, sbadigli. Oh, Che è ragazzi, successo? mizzica. Sta invecchiando sto. Ho Allora, dovuto andare dopo aver bevuto acquardente. ovvio è vero, che è lo stesso. Sì. Sì, 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 va bene, perché è una assolutamente. zona proprio da approfondire. Adesso secondo me manca ancora qualcosa. Adesso cerchiamo di capire. Oh, Stan Luigi, guardi, sembro in discoteca, sembra. Cerco di capire se. Tra l'altro mi ha mandato attraverso Erika, mi ha contattato, abbiamo mandato un messaggio il proprietario di un terreno lì che anche lui dice di avere un nuraghe, probabilmente è il Nurazzolas che dice. Ah, ok. E quindi mi ha invitato ad andare a visitarlo, che lui ci segue, diciamo è un seguace di Archiosarrabus, Lo questa cosa mi fa salutiamo. molto piacere. Lo salutiamo, Lo anche perché poi salutiamo questo video finirà anche su su YouTube. YouTube, su Dubu, quindi vi salutiamo tutti. Allora, Marti, vogliamo far vedere un uraghi a corridoio? Allora, guarda, potremmo fare una piccola anticipazione perché quello è un argomento di una puntata. I quattro nuraghi. Allora, qui lo dico a Domenico che lui è un appassionato come noi, vabbè, anche Adriano, però lo vede più in funzione della motosega. No, sto scherzando. Però allora quello che c'è un Aquirra nel territorio del comune di San Vito c'è praticamente questa roba che a noi piace tantissimo, che sono un sentiero di 1,2 km con quattro nuraghi di quattro forme diverse, probabilmente costruiti in quattro epoche diverse, di Potrebbe cui essere un nuovo uno che non è sentiero censito, primitivo. e ci siamo inciampati per caso, è un nuraghe, un proto-nuraghe, o un pre-nuraghe, non lo so, un proto-nuraghe di forma quadra. Adesso se Marco ci vuole mettere allora, scusami, Dove lo eccoli trovo? qua. Dove lo trovo? Condividi, vai. Praticamente il comune di San Condividi, Vito, condividi direttamente, vedrò io cosa fare. devo cercarlo io, dici? E se non mi dici dove trovarlo, lo trovo Sì, sul su drive. comune di San Vito, Ok. Perché è e San Vito quello.
Come Marco? No, pensavo fosse a Villa Puzzo. No, 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 è San Vito, perché San Vito c'è un cuneo E di dove si trova? territorio che entra dentro Quirra. Dove c'è anche Miura, non Miurra. Esatto, esatto. Pazzesco, ragazzi, dovete vedere quest'altro nuraghe, sempre sulla 125 bis. E dovrebbe essere E sto caricando. denominato Protonuraghe a corridoio. Guarda se ci sono Sta le foto che ho fatto caricando. col drone. Sta caricando, sta caricando. Più che altro abbiamo notizie per quanto riguarda la prossima pulizia. Allora, la prossima Mhm. pulizia sarà... vabbè, a parte che dobbiamo finire di fare il 19 il Basorum. E poi stiamo programmando per l'8 di dicembre o comunque il 10 dicembre, quel fine settimana, perché l'8 è di venerdì, giovedì se non sbaglio, ma è l'Immacolata, quindi un giorno di festa. È tutto legato alla discesa in Sardegna di un carissimo amico, Marco, di un tuo carissimo amico che è Ah, venuto Don per la pulizia Alberto. di... Allora, io ho Protonuraghe e Quirra. Non è questo. Esatto. Ma Sì, non c'ho sì. foto. Perché non ci sono foto? Cavolo, allora lasciamo tutti con la mano in bocca. Eh sì, mi dispiace per Ne voi. parliamo la prossima volta. Mi dispiace per voi, assolutamente. Va Va bene, allora bene. facciamo così. La prossima puntata la dedichiamo a questi quattro nuraghi. Però io stavo pensando perché sarebbe bello far intervenire anche il nostro amico Domenico qua in diretta con noi. Magari fare... Cosa possiamo fare? No, no, ora subito mettere le mani avanti senza correre. Una prossima volta, va bene, dai. Poi ci organizziamo. Vabbè, ascolta, facciamo così. A sorpresa, Scusami un sapete attimo, facciamo Dimmi. così un attimo. Voglio vedere una cosa. Scusa, ma ti casino la trasmissione? Vai, fai quello che vuoi. Prova a incasinarti la trasmissione. Sì, l'hai già fatto. Vediamo. L'ho fatto! Cosa sta No, facendo? ho provato a condividere la foto io. Va bene, niente. Non l'ha fatto. Ah, Non ma l'ha poi fatto. ti ricordi che devi chiudere, piccoli nel casino. Fai prima a mettermela in chat, la scarico e la metto. Ah, un'idea. No, vabbè, basta. Vabbè, Dai, facciamo così. basta, Almeno i dai. ragazzi poi saranno infogati. Più Insomma, melanzane di WhatsApp in pratica. stimolati a vederci anche giovedì prossimo. Quindi parleremo dei quattro nuraghi di Quirra. Allora, stavamo dicendo la prossima pulizia 8-10. Stavamo pensando di fare i menhir di Piscina Ray. Gran figata. Sì, quella è una gran figata, assolutamente. Anche Tra perché l'altro quello ci lì in sono realtà è dei bei su studi fatti Salei. sopra. Su Salei, in pratica. Esatto, su Salei abbiamo parlato di quella zona perché oltre ai menhir sono state ritrovate 10 sepolture di epoca romana nella spiaggia praticamente. Nella pagina Facebook c'è un bel post che parla, ci sono anche delle fotografie di quello che è stato trovato dentro. 10 sepolture, probabilmente ce ne sono, potrebbero esserci qualcun'altra perché l'insediamento era molto molto grande, era molto esteso. Sì, va verso Oria Speciosa, più o meno. Però per dire è veramente grande come sito. Ok, allora, forse Nuraghi a corridoio, forse chiacchierata, forse qualsiasi altra cosa. Ci vediamo giovedì prossimo. Vi ringraziamo ancora per il sabato passato. Seguiteci dovunque. Se accenderete in questi giorni la TV, anche se non ve la consiglio, cioè lasciatela spenta, accendetela solo per vedere in caso il servizio su Videolina che dovrebbe andare in onda.
dove sentirete l'intervista a Martino e Danilo Menis con le immagini prodotte dal sottoscritto. Da Marco Melis. Esatto, quindi abbiamo la sigla di chiusura, ragazzi. La novità, siete pronti a farvi un bel sorriso così al monitor? Vabbè, intanto salutiamo prima della sigla. Assolutamente. Infatti si fa così, poi Sì, dico sigla e parte. va bene. Dai, ringrazio tutti quanti, ringrazio veramente per il sostegno che ci date, perché per noi è fondamentale, è sempre più numeroso e caloroso, e quindi siamo molto felici di questa roba qua, ci spinge a continuare, a portare avanti sempre nuovi progetti. Grazie ancora e ci vediamo allora giovedì prossimo. Grazie Ciao. per aver partecipato alla diretta ai nostri irriducibili. Grazie a Martino. Vai con la sigla.